L'importanza delle motivazioni, il Vicenza scopre che la qualità non sempre paga e perde contro una Pro Vercelli molto più volenterosa. Sfida salvezza al Piola tra due squadre in cerca di punti, ne ha certamente più bisogno la squadra di Camolese che ritrova Thierry Bocchi e gli affianca a sorpresa Di Piazza. Breda risponde con Gianni al posto di Pisano e Plasmati riferimento offensivo. Grintosa e determinata la Pro che evidenzia subito perché il Vicenza non ha mai vinto fuori casa. I biancorossi oggi in maglia verde devono ringraziare Pinsoglio, bravissimo a deviare sul palo, un sinistro a botta sicura di Thierry Bocchi. I veneti sono timidi e si presentano raramente dalle parti di Valentini nonostante il buon potenziale offensivo. Al quarto d'ora arriva la doppia doccia fredda per Breda che perde Malonga e vede i suoi andare sotto. Dal corner sponda di Thierry Bocchi e colpo di testa vincente di Scavone che sigla il suo primo gol stagionale. Solo 7 minuti dopo le bianche casacche hanno l'occasione di stendere gli avversari, ma Thierry Bocchi sfiora il palo alla destra di Pinsoglio dopo l'intelligente velo dell'ottimo Di Piazza. Fabiano soffoca ogni iniziativa di Giandonato mandando gli ospiti fuori giri e il colpo del KO è soltanto rinviato. Minuto 34, su un cross dalla sinistra Gianni tocca ingenuamente il pallone con la mano, per Pinzani è rigore. Dal dischetto va il tir che spiazza Pinsoglio e interrompe un'astinenza lunga 70 giorni, secondo gol stagionale per lui ed esultanza alla Totti. Sul finire di primo tempo però il Vicenza con un colpo di coda riapre la partita, grazie a Giandonato abile a girare in rete una punizione spiovente con un perfetto gesto tecnico. Anche per l'ex Juventus questo è il primo sigillo in campionato. Nella ripresa il gol subito blocca la Pro e i veneti provano a rimettere le cose in parità senza puggere particolarmente e così sono i padroni di casa a tornare in controllo della partita. Di Piazza ha una ghiotta occasione ma tocca il pallone una volta di troppo permettendo a Pinsoglio di chiudere in uscita con i piedi. Poi tocca al suo partner d'attacco Thierry Bocchi cercare il 3-1 che ci prova con una splendida conclusione di prima ben bloccata ancora dal portiere di scuola Juventus. Gli uomini di Camolese non riescono a segnare, allora gestiscono palla e addormentano la gara. Il Vicenza va a fiammate come quella di Padalino che al 75esimo scaglia un missile verso la porta di Valentini sfiorando l'Eurogol. Nel finale emozioni diverse dai neoentrati, il vicentino Lo si fa espellere per un fallo di reazione, dall'altro lato Iemmello si rende protagonista di una bellissima azione ma prima si fa parare il tiro, poi la butta fuori a porta vuota. Finisce così 2-1, il Vicenza conferma la sua pochezza lontano dal Menti, mentre la Pro torna a vincere dopo 4 sconfitte di fila e si proietta verso la zona play-out. Alla fine il risultato secondo te è giusto per quello che si è visto in campo? Ma se devo essere sincero sì, abbiamo fatto una partita poco felice. Non so il perché, abbiamo comunque preparato la settimana nei minimi dettagli e vuoi per questo gol in avvio che un po' ci ha scombinato i piani e poi questo purtroppo un infortunio, quando la partita si mette sul 2-0 poi non è facile rimetterla in piedi, quasi quasi ci riuscivamo. Vi dicevo prima del gol di Giandonato che è stato davvero molto bello, penso che non mi sbagliavo. No, molto molto bello, decisamente lo possiamo inserire la prossima settimana a questo punto nel nostro sondaggio. È andata male per lui, però davvero un bellissimo gol. È andata male a voi, insomma, ti vedo giustamente insomma triste dopo questa partita, però animo di riscatto perché dietro l'angolo avete la possibilità insomma di riscattarvi anche nei confronti dei vostri tifosi con Livorno. Ma sì, la partita che ci aspetta sicuramente non è delle più semplici, però penso che abbiamo i mezzi per poterci esprimere in maniera adeguata. Questo è un gol. Ecco qua una delle 3 vittorie interne di quest'anno. Sì. Perché voi avete vinto solo in casa. Grossetto questo? Sì. Sì, questo va ricordato. Cosa succede fuori casa? Ma non solo al Vicenza, perché ci sono altre squadre che non hanno vinto fuori casa. Tra l'altro Pro Vercelli, Cesena, insomma certe volte non è facile giocare in trasferta. Sicuramente il fattore campo quest'anno sta incidendo non poco. Noi stiamo pagando tanto il fattore campo, non riusciamo a esprimerci, più che altro non riusciamo a trovare la vittoria fuori casa perché diverse prestazioni abbiamo fatto delle gare importanti, vedi Varese, dove comunque abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo. Dobbiamo lavorare
ancora di più. Per me la medicina è solo il lavoro, non ne conosco altre. Attraverso il lavoro, attraverso la cura dei particolari, cercare di dare quanta più continuità possibile, perché al di là delle prestazioni che possono essere più o meno positive, penso che per quanto sia lunga la Serie B, la cosa più importante che una squadra può avere è la continuità dei risultati, perché sono più di 40 partite, avere un trend positivo per più gare possibile, alla fine della stagione, quando tiri la riga, ti trovi punti che hai raccolto strada facendo, naturalmente. Magari giocare con le maglie bianco-rosse anche fuori casa aiuterebbe, no? Perché queste qua non sembrate neanche il Vicenza. Lo so, però purtroppo queste cose dipendono da noi. Invece questa esultanza alla Totti di Tiribocchi, capisco la paternità, però si vede che è venuta fuori la vena romanista che è in lui. È venuta fuori sì, l'attaccamento, insomma, calcistico alla capitale. Gianvito, alla fine poi, insomma, proseguiamo nel discorso. Che cosa manca secondo te a questo Vicenza? Credere un po' più nei propri mezzi? Ma non credo nel credere nei propri mezzi, perché comunque c'è tanta gente di esperienza e tanta gente di qualità. Forse l'unico rammarico, tra virgolette, che possiamo avere è quello che la nostra lista di indisponibili, infortunati e via dicendo è sempre più lunga. Non deve essere un alibi questo sicuramente, però purtroppo per una serie di vicissitudini settimanalmente il mister si trova a dover fare i salti mortali per comunque far quadrare il cerchio. E questo sicuramente non è un dato che va a favore della costanza del rendimento. Sì. Credo che, per dire, tra gli altri infortuni, oggi abbiamo perso Malongà. Domenica scorsa, due domeniche fa, abbiamo perso Gentili, che ci stava dando una grossa mano. Non perché chi entra sia di qualità inferiore a chi c'è, però avere un assetto ben definito e magari fa fare le scelte al mister, non che il mister si trovi e non al dottore. E non al dottore, è una cosa che purtroppo incide sull'andamento della squadra. Chi avete sabato? Abbiamo un amichevole con Livorno. Beh, l'amichevole è tranquilla con Livorno, quindi insomma, vi potete divertire. Sicuramente sarà una bella partita. Spero che non si divertano loro. No, scherzo. Bisognerà dovete essere bravi anche a contenerli, ovviamente. Venderemo cara alla pelle, questo è poco ma è sicuro. Poi se saranno più che bravi di noi gli daremo la mano. Se non lo saranno sicuramente non troveranno il tappeto rosso per terra.